Masella, Patrie Furlane, ben ritrovato. Allora, prima di addentrarci un attimo a scoprire la vostra realtà, mi corre d'obbligo una domanda. Abbiamo sentito Lega Nord, abbiamo sentito Movimento 5 Stelle, partiti ben radicati sul territorio e anche da una lunga militanza. Ottobre si vota per referendum, la vostra posizione qual è? Patrie Furlane è assolutamente per il no. L'autonomia va difesa, il sì ucciderebbe anche quel poco di autonomia che ci è rimasto, quindi assolutamente per il no. Quindi il consiglio appunto in quell'occasione è votare no, perché avete una posizione proprio identitaria e non volete disfarla. Dicevo prima, Tomasella, partito nato da poco, avete sicuramente grandi progetti, e grandi iniziative, come fare poi a conoscere e a farvi conoscere? Certo, consideriamo una cosa importante, il cielo del Friuli ha visto nascere Patrie Furlane il 3 aprile del 2015, con la ferma intenzione di partecipare alle prossime elezioni regionali e anche di vincerle. Quindi il tempo sicuramente è tiranno, l'alta ambizione e la caparbietà delle persone che compongono il direttivo, nonché tesserati e simpatizzanti, hanno fatto sì che fin da subito Patrie Furlane scendesse in campo, scendesse sul territorio, scendesse appunto in campo per farsi conoscere dalle persone. Naturalmente abbiamo organizzato o presenziato a numerosissime manifestazioni che si sono svolte in tutto il territorio regionale. Ricordo per esempio che ad esempio domani sera saremo a Vito d'Asio per l'inaugurazione di un nuovo monumento, invitati dalle autorità del posto. E anticipo, una cosa molto importante, che stiamo organizzando per i prossimi giorni, sicuramente da dopo Ferragosto, un gazebo itinerante che girerà per le piazze del Friuli allo scopo di farci conoscere dalle persone. Noi abbiamo le porte spalancate, per chi volesse siamo a completa disposizione per presentarci e illustrare quello che è il nostro movimento. Invito inoltre, in ultimo, a visitare, per chi volesse, il nostro sito, che è patriefurlane.org, e ringrazio anche TPN per naturalmente la vetrina che ci fornisce costantemente. Senta Tomasella, invece le faccio proprio un'ultimissima battuta, poi diamo la linea alle altre redazioni. Sicuramente voi siete un partito molto volenteroso e sicuramente vi presenterete alle prossime elezioni amministrative. Sarà uno scontro tra titani, come vede? Serracchiani si ricandida o lascia spazio a Bolzonello? E d'altra parte chi propone il centrodestra? Federica? Ritengo di sì, sia per quanto riguarda il fatto che la Serracchiani credo abbandonerà questa idea, e lo speriamo noi tutti, e anche per quanto riguarda il Federica per il centrodestra. Sicuramente ritengo di sì, al momento penso di sì. E voi invece? Noi abbiamo una piccola rosa di candidati, non svelo assolutamente i nomi, ma insomma stiamo lavorando anche da quel punto di vista. Grazie quindi come sempre a Michele Tomasella, Patrie Furlane, con lui si chiude qui la primissima parte.